Io sono, diciamo, come diceva Totò, e mi inorgoglisce questo fatto di presentare la livella di Totò. Ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno l'ha da fare questa creanza, ognuno ha da tenere questo pensiero. E ogni anno puntualmente in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza anch'io ci vado e con dei fiori adorno il locolo marmoreo e zia Vicenza. Quest'anno mi è capitata un'avventura. Dopo di aver compiuto il triste omaggio, Maronna, se ci penso, che paura, ma poi mi feci animo e coraggio. Il fatto è questo, e statemi a sentire. S'avvicinava l'ora da chiusura ed io domo domo stavo per uscire buttando l'occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di 1000 imprese, morto l'11 maggio del 31. O stemma che la corona coppa tutto, sotto una croce fatti lampadine, 3 mazzi rosi con una lista a lutto, cannelle, cannelotte e 6 lumini. Proprio azzeccata a tomba stu signore, ci stia una tomba piccerella, abbandonata, senza manco un fiore. E per segno solamente una crocetta. E in coppa alla croce appena si leggeva Esposito Gennaro né Turbino. Guardandola che pena mi faceva, sto morto senza neanche una rovina. Questa è la vita, in capo a me pensava, che ha avuto tanto e chi n'ha niente. Sto povero Maronna s'aspettava che pure la mondo era presente e mentre fantasticavo sto pensiero si era quasi già fatta mezzanotte e io rimanetti chiuso dentro prigioniero, morto paura, nanzi e cannelotto. Tutta una tratta che vega lontano, 2 ombre avvicinarsi alla parte mia. Pensai, a me sto fatto pare strano, sto incascettato, dormo o è fantasia? Ah, che fantasia! Era un marchese, con tuba, a caramella e con pastrano. E che là da pressa esso un brutto arnese, tutto fedente e con una scopa a mano. E quello certamente è Don Gennaro, o morto pure, e lo scopatore. In questo fatto non ci vediamo, sono morto e se ne dirono anche stupri. Ma potevano stare a me quasi un palmo, quando il marchese si fermai e botto, stavolta, e dopo, calmo, ricetta a Don Gennaro. Giovanotto, da voi vorrei sapere vile carogna, con quale ardire e come avete osato farvi seppellire per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta e si fa rispettare, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava, sì, inumana, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre, sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolenta. Fa dopo quindi che vi cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, la colpa non è la mia. Io non va avesse fatta questo torto. È stata mia moglie a fare sta fesseria. Io che potevo fare? Io ero morto. Io, se fossi ancora vivo, e farei contento. Piazza la casciulella che qua tosse è proprio mobile, in questo momento, me ne trasesse in danata fossa. E cosa aspetti, io turpe e malcreato? Che l'ironia raggiunga l'eccedenza. E se io non fossi stato titolato, avrei già dato piglia alla violenza. Ah sì? E fammi avere, piglia la sua violenza. La verità, Marchè, è che non mi sono scocciata di sentire. E se perdo la pazienza, mi scordo che sono morto e sono ammazzato. Ma che te credi di essere un Dio? Cattinto può capire che sei me guarda. Morto sei tu e morto so pure io. Ognuno come è nato, tale e quale. Morito porco, come ti permette?
di paragonarti a me che ebbi natali illustri, nobilissimi e perfetti da fare invidia a principi reali. Ma tu, ma qua Natale, Pasqua e Epifania, tu vuoi mettere in te capa, in te cervello, che stai malato ancora di fantasia. La morte, sai che è una livella, non re, non magistrato, non grande, trascende il cancello te, ha fatto tutto, che ha perso tutto, la vita e pure no. Tu ancora non te l'ha fatto di sto tutto. Perciò, stammi a sentire, non fa ora stio, sopportami vicino che ti importa, sti pagliacciate e fanno solo i vivi, non siamo seri, apparteniamo alla morte. Grazie. Io vorrei spendere ancora 2 parole perché tra questa orchestra, come giustamente oggi l'ha chiamata Benedetto, vedo, penso, diversi alunni che ho avuto a scuola. Gentilmente alzate la mano. Sono tanti, vero? Grazie. E allora io vorrei ricordare, le leggo perché magari l'emozione, non sono parole mie, ovviamente è Claudio Abbado che le dice, e dice che la musica tiene svegli il cervello e il cuore, e chi la pratica non conosce quei terribili vuoti interiori che oggi sono all'origine di tanti problemi per i ragazzi. Quindi io mi auguro, come ha detto Benedetto, che voi continuiate, perché questa è la motivazione che ha appena detto, e di nuovo faccio molti complimenti e sono fierissimo di essere stato il vostro insegnante. Grazie a Lorenzo Sgambato. Professore, grazie tantissimo.